Un altro video tutorial dedicato al ballo popolare della Sardegna. Questa volta protagonista è Suvasso Edrese, un ballo originario di un piccolo paese dell'Oristanese, esattamente la subregione del Barigadu, e il paese è Nughedu Santa Vittoria. Questo ballo è stato creato da un grande organettista vissuto nel Novecento che si chiamava Tonino Masala. Tonino Masala ha creato questo ballo partendo dalla struttura dei balli tradizionali della Sardegna e lo ha chiamato Passo Edrese proprio perché c'è una ripetizione costante del modulo di 3 nella parte assaseria e nella parte danzata. Il ballo può essere eseguito in coppie ma anche in formazione corale con il cerchio che ruota sempre in senso orario. L'elaborazione contemporanea con il sollevamento delle braccia al cambio dell'accento ritmico è una elaborazione appunto che è stata introdotta in tempi recenti ma che non rientra in quella che è l'estetica del ballo tradizionale sardo, che prevede che le braccia siano sempre tenute puntate verso il basso. I nostri ballerini in Essau, con il suo coordinamento tecnico, ci portano ad imparare Suvassu Edrese nella nostra sala da ballo. E allora tutti insieme con Suvassu Edrese. Per eseguire Suvassu Edrese ci si prepara col peso del corpo sulla gamba sinistra e la gamba destra è libera. Il passo è strutturato in multipli di 3. Destro, sinistro, destro, è seguito da 3 tempi più veloci: destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Questa struttura la conserviamo per tutta l'esecuzione del ballo, sia nella parte assaseria che nella parte allegrada. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Il ballo può essere eseguito in coppie o in formazione corale in cerchio. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, anche nella fase allegrada, nella fase saltellata. Il movimento può essere sviluppato andando avanti o tornando indietro, mantenendo sempre fondamentali le strutture dell'estetica del ballo tradizionale sardo, per cui rigidità del tronco e invece la parte inferiore molto più molleggiata, più libera. La rotazione può avvenire in senso orario o in senso antiorario in base al gusto e alla voglia dei danzatori di divertirsi. La parte allegrada con il movimento destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. E ora vediamo nello specifico i passi dell'uomo. In questo caso Luciano enfatizza i movimenti per comprendere esattamente dove si spostano i pesi del corpo nell'esecuzione del Suvassu Edrese. E vediamo allora il peso del corpo sulla gamba sinistra nella partenza per eseguire il primo movimento col piede destro. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. La struttura del passo, come detto, si suddivide in 2 fasi. La parte assaseria è destro, sinistro, destro, 1, 2, 3. Destro, sinistro, destro, 1, 2, 3. Nella fase de sallegrada, che corrisponde alla parte più allegra e col suono più acuto dell'organetto, la struttura rimane invariata. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. E ora vediamo i passi della donna, il passo femminile. Anche qui, come negli altri balli che abbiamo analizzato, il passo deve essere estremamente composto e raccolto. La struttura rimane la stessa del passo maschile. Destro, sinistro, destro, 1, 2, 3. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Questo nella fase assaseria. Quando cambia l'accento ritmico, e allora sarà la volta della parte allegrada, dove attraverso il peso del corpo che si sposta sull'avampiede, lo snodo delle caviglie e il molleggio delle ginocchia, il passo può essere eseguito in maniera più saltellata. E allora vediamo nello specifico: destro, sinistro, destro, 1, 2, 3, destro, sinistro, destro, 1, 2, 3. E così per proseguire tutto il ballo. E ora vediamo i movimenti enfatizzati del danzatore e della danzatrice, la nostra Tania e il nostro Luciano, che eseguono i passi separatamente, anche se sappiamo che i balli sardi vanno eseguiti sempre in coppia.
E allora per imparare su Bassuedrese nei movimenti fondamentali, come sempre vi lascio in compagnia di Tania e di Luciano, coordinati da Ines Sau, per eseguire su Bassuedrese. La prima parte del passo è caratterizzata da un ritmo di 2 mezzi, mentre la seconda parte da un ritmo di 3 mezzi. Il ballo può essere eseguito in coppie o in formazione corale in cerchio, il ballo di Nughedu Santa Vittoria nell'area del Barigadu, come detto. Appuntamento al prossimo incontro con video tutorial sui balli tradizionali sardi.